Allora, per le paste fresche cominciamo con regolarci con la metà di acqua rispetto al peso della farina. Poi è possibile che con le farine a pietra e da grano a grano cambia sempre, tutto ciò non sia di fatto sufficiente, quindi dobbiamo aumentare un pochettino la quantità dell'acqua. Per esempio, guardate in questa situazione qua, questo è il BD, io ho pesato esattamente 200 grammi di farina, 100 grammi di acqua, come vedete non è sufficiente. Quindi talvolta, motivo per cui è importante imparare a regolarsi attraverso le mani, per questo io personalmente dico che impasto sempre a mano e anche in situazioni professionali ho impastato sempre a mano, Davide, io non ho mai usato impastatrici planetarie, è stata sempre una mia scelta. Quindi aggiungiamo, ricordiamoci che dobbiamo fare un impasto duro, altrimenti non riusciamo a lavorare. Quindi in questo caso ho versato un altro goccio d'acqua, regolandomi sempre attraverso appunto l'idea di fare un impasto duro. La lavoriamo non troppo, fin quando si rende fluida senza grumi. Se no avranno bisogno della padella. Adesso ci posso io. Allora, vi raccomando, l'impasto, mettete l'acqua veramente a poco, l'impasto deve essere duro, abbastanza secco. E soprattutto non va impastato per molto tempo. Allora, i formati della tradizione siciliana, fatti a mano, parliamo di paste corte, che sono anche delle paste abbastanza, diciamo, raffinate e ci vuole tra l'altro una buona manualità per farle, sono sostanzialmente due, e sono i busiati, che sono più nella zona del trapanese, e i maccheroncini, che sono decisamente più comuni, diciamo. Io non sono nel messinese, tu che mi dici? Maccheroncini, infatti, esattamente. Le nostre donne, io ci tengo a ricordare che queste erano delle operazioni che avevano secondo me anche un risvolto sociale molto importante, perché una donna era difficile che si metteva da sola a fare la pasta, bensì era sempre una riunione, no, di donne che facevano la pasta fresca per le feste, quindi era anche un momento sociale molto importante. E questo ci tengo a dirlo perché oggi tanti disagi sono proprio dovuti, se pensiamo ai nostri paesi, al fatto che specialmente le donne anziane non hanno pressoché più nulla da fare, no? Guarda Maria De Filippo. Esatto. Allora, abbiamo ottenuto questo impasto che è abbastanza asciutto. Ci siete?